Siamo collegati con casa Citronello. Sì. Signora Santina? Che c'è? Signora Santina, salve! Che bello! Ciao Omar, ciao! Ma sono contento quando mi collego con lei, signora, che ha il sorriso sempre in bocca, E io non lo sai quando mi viene a trovare come sono strafelice, sbrodolo. Ma cosa dice Sbrodolo? Sbrodolare che significa? Sono troppo contenta. Per questo, vabbè, sì, vabbè. Sì, lestro, mi va di nestro. Inestro. Minestrro. Minestrro. Lestro, sì. Sto tagliando i capelli a Giacomino. Ma ne vuoi stare attenta perché tu mi fai male? Io lo so che tu mi fai male, ma ti rendi Sì, conto? vabbè, l'ho capito, però sta facendo la tintura, non lo so, perché è così imbottita? No, lui mi ha comprato questo firracchiocchiero. Che cos'è che ha comprato? Questo firracchiocchiero che... Ferro? Sì, è uscito, si è fatto una passeggiata in piazza e ritorna con questa cosa che è comprata dai polacchi. Omar, ascolta un attimo, io sono uscito perché io praticamente ho comprato questo aggeggio. L'ho comprato perché lo sai come me lo chiama? Ferracchiocchero. Non lo so, ferracchiocchero, sì, non lo so come si chiama. L'ha comprato dai polacchi. Sì, mi scredita quello che compro io perché che cosa significa ferracchiocchero? Ma ti rendi conto? Sì, non lo so, sarà un oggetto scadente, non lo so. No, è una cosa, sì, è vero che lo compro, ma io quando compro dai polacchi, compro per risparmiare, non è che compro perché quale altra velleità, dire cose. È questo che fanno. Sì, pure non solo le donne, poi tra l'altro i polacchi hanno il seno prosperoso. Ma ti rendi conto? Invece non è vero. No, ce l'hanno normale il seno, lei pensa che perché lei è maligna, lei pensa che io vado dai polacchi per guardargli il seno e Per questo allora se lo vuole rifare pure lei. Sì, io me lo devo fare, anche perché se andiamo in Belgio, io ci voglio andare, voglio fare bella figura. Cioè signora, Bella ho figura, capito sì, bene, lei vuole rifarsi il seno? Sì, perché dalla terza voglio passare alla sesta. Dalla terza alla sesta? Sì, raddoppio io. E suo marito che dice? addirittura mi dice che se lo vuole rifare, anzi vuole raddoppiare, minchia, e quando ci va a diventare, una vacca si deve fare. No! Sì, una vacca, lei mi chiama, insomma, direi una vacca. Ci piace. Sì, ma i soldi, di solito è famoso presso il Tirchio. No, un prestito ci facciamo. Un prestito, sì, tutto a via di prestiti. Ah sì, ma la macchina, il seno, tutto prestiti. Essendo io una subretta, anzi guarda, però io siccome fai da te e risparmiamo, ora ci tagli i capelli e mi faccio il seno. Sì. Ho capito, un sacco di soldi di seno in cambio di 2 euro. Non è vero, sì, dici, un mulo dice sì. Ho capito. Sì. Non prende in giro suo marito sempre, Ora poi stai attento, ti sto dicendo, stai attenta perché mi fai male. Sì, mi fai male. Poi mi dice che mi offende, lei mi offende, dice che c'ho gli acari. Oppure c'ho la forfora, io i capelli li lavo addirittura con l'olio di lino, sei quello che si passa nelle persiane. Addirittura? Sì, perché così scivola, non lo so. Insomma, io non ho acari, io non ho, come si chiamano? Che cosa? La forfora, diceva suo marito. Insomma, perché si chiama canigliola. Che cosa? Mia nonna mi diceva che stai attento alla canigliola perché se ci formava la neve, io specialmente in periodo invernale era bello vedere fioccare la canigliola. Ma cos'è la forfora? La forfora, noi chiamiamola la forfora perché lei mi dice che si chiama canigliola, si chiama, ora adesso si è modernizzata, sì. Seno buono, macchina, e ora vuole diventare subretti, li chiama acari. Mi sembra in sala operatoria. No, è perché io gli acari, io sono allergica. Ah, si protegge con quello? Sì, lui c'ha la forfora e poi c'ha gli acari. Ah, sì, in testa. Perché lui è un acaro, io non lo posso tollerare, E si protegge con quello, vabbè. E mi protegge, certo, è come se stesse facendo un intervento chirurgico. Ah sì, ma signora mi dica una cosa, lei deve andare in Belgio, non ha paura per il seno sull'aereo? Che possa scoppiare? No, io mi metto il reggiseno quello stretto, me lo faccio, quando li tengo si scoppia nella faccia, disgraziato. Sì, che mi interessa. Ho capito. E casomai ci andiamo con il treno.
Ah, in caso col treno, così. Sì, facciamo zumba zumba. Cos'è? E zumba zumba è una specie di giugiu. Ah, vabbè, sì, io non capisco mai quando lei parla, però va bene. Solo che questa fila non è che non taglia bene, non taglia. Aspetta. Ma No, come? no, L'ha no, appena no. comprato, come non taglia? Sì, è cosa roba polacca. Che vuol dire? Ah, che magari non... è costata fasulla, poco? è fasulla. Ah, è Sì, costata è poco fasulla. allora. No, perché io ce n'ho. Aspetta, io ora cambio. Ma com'è? Non si trova bene con quello? Io non ho capito, è nuovo. Boh, vabbè. Non taglia perché Ma lui che stai c'ha- facendo? Ma che c'ha- cosa hai preso? Non lo so, che cos'è? Ma che cos'è questa? Ah, la forbice del cane le mani mi è andata a prendere. Ma ti rendi conto? Ma con questa qua mi sgozzi, non è che mi tosi come una capra. Mi sgozzi, ti sa, puoi posarla. Dai, posala, fammi la No, cortesia. Ma che cos'è guarda, quella forbice? Questi qua sono tosa muli, tosa pecore, tosa capre. Sì, Ma non sì. può usarle con suo marito, scusi, sono per gli animali quelli. No, perché guarda, non ce la faccio. Attenzione, non ce si la può faccio. fare male. Non Ah, taglia, Marina, non taglia. certo che si può fare male, non solo che è tagliente, magari è puntuta. Lei pensa che Com'è io abbia puntuta? puntuta, sì, c'ha le punte, è puntuta. Ah, vabbè. Sì, come quando va a ballare che fa tacca e punta, tacca e punta. E cosa c'entra? C'entra perché lei ci piace tanto la puntita. Quella quando Il va a ballo, ballare che fa la puntita, Vabbè, ho capito. la puntita è. Vabbè, si faccia tagliare i capelli allora, no? Allora lascia stare, mi fa male perché io ho paura di questa cosa qua, ho paura di No, questa mi hai fatto venire un'idea, glieli stiro così non si vedono che sono tutti cespugliati. Cespugliati, sì. Cespugliati, perché cespugliati. Aspetta. Che è successo? È venuta un'altra idea? Vabbè, io Cespugliati, non so. cespugliati. No, signora! No, con quelli Sì, vabbè. Invece di andare in Belgio noi prima ce ne andiamo in Svizzera, non lo so che Sì. tenda perché. No, perché quando devo tagliare, devo... Mi faccio,